La storia di un famoso pittore del Settecento, di un animale, di due città, Vicenza e Venezia, unite da un filo rosso, Palazzo Leoni Montanari e Palazzo Querini Stampaglia. Accorsero in riva degli schiavoni tante mamme, tanti bambini e il nostro elefante di nome Condoglio guardava loro bonario. Tutto racconta un sacco di storie, tantissimi racconti che ci coinvolgono e che ci svelano misteri, leggende, favole incredibili. Almorò, Cecilia e Contarina sanno bene che il salotto, come tutti i salotti veneziani, è il luogo dove si parla di più e dove si incontrano amici, parenti e conoscenti, dove si sorseggiano bevande, tè, cioccolato, dove si mangiano deliziosi biscotti e si assaggia il gelato, che viene realizzato con la strepitosa ricetta del caffè Procop di Parigi.